Buongiorno da Rosolina Mare, dopo un incontro importante, interessante qua al centro congressi, dove c'è una sinergia con il territorio del Polesine e soprattutto l'Università Ca' Foscari e Padova. Abbiamo l'opportunità, attraverso l'azienda Mantovani e l'azienda Mazzocco, di seguire il litorale che da Rosolina Mare arriva fino al Lido di Venezia, per vedere la situazione del ripascimento, di come sono le coste, e controllare anche la situazione del Mose, eccetera. Andiamo. Il litorale da Rosolina Mare e Lido di Venezia è situato su isole barriera che separano la laguna dal mare Adriatico. Questi litorali alternano aree turistiche intensamente sfruttate a zone di pregio ambientale. I dati evidenziano naturalmente una stretta relazione tra territorio e turismo. A Lido di Venezia prevalgono turisti stranieri occasionali, mentre a Rosolina Mare i visitatori abituali possiedono spesso secondo case, mostrando fortunatamente maggiore attenzione ambientale e disponibilità a investire nella conservazione del paesaggio. Tuttavia si riscontra una scarsa consapevolezza sulle opere di difesa costiera e sulla gestione integrata delle zone costiere. Questo indica che gli aspetti gestionali non influenzano la scelta delle località. In ogni caso, la necessità di ripascimento per garantire gli stabilimenti balneari implicano una riflessione e studio per prevenire tutto questo.